test alle medie e tamponi nelle piazze, bar e musei. Il Veneto presenta il nuovo protocollo di biosorveglianza Covid relativo agli studenti anche nei luoghi di aggregazione extrascolastici. All'ospedale di Portogruaro la nuova recovery room, grazie alla donazione di 1 milione di euro da parte di una famiglia che approfonde i radici con il territorio, l'opera realizzata in soli 5 mesi. Lunedì 8 febbraio sciopero dei 3.000 dipendenti a CTV con la doppia manifestazione tra Mestre e Venezia dalle 10 alle 13 chiedono il ritiro della disdetta dell'integrativo. Draghi è la persona giusta per il paese, lo pensa l'imprenditore originario del portogruarese Stefano Marzotto che fa un'analisi economica del paese. Sequestro dei finanzieri di Venezia di $500.000 di euro tra disponibilità finanziarie, immobili e terreni per false compravendite a Cauro nel settore immobiliare. La mongolfiera della regione in volo da domenica verso Cortina per i mondiali di sci per approdare nelle zone turistiche internazionali per fare pubblicità al Veneto. A Venezia al via il carnevale digitale sognando il ritorno delle maschere e delle feste con la speranza che nel 2022 le maschere e le kermesse possano tornare ad animare le calli. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il report regionale. Sono 720 i nuovi casi di positività al virus, 294 soltanto nella giornata di oggi, 8 i decessi nelle 24 ore. Per quanto riguarda invece Venezia sono 103 i nuovi casi nelle 24 ore ed un decesso. E l'avete sentito, è stato presentato oggi il nuovo protocollo per le scuole, ma anche progetti che coinvolgeranno i più giovani per monitorare la circolazione del virus in ambiente scolastico ed extrascolastico. Novità in arrivo per le scuole. Da lunedì infatti verrà applicato il nuovo protocollo in caso di positività in classe che di fatto riprende quanto già fatto a settembre con l'avvio delle lezioni. In presenza di un soggetto positivo testeremo tutta la classe nell'arco di all'incirca 72 ore e se non ci sono altri positivi i ragazzi continueranno ad andare in classe. E a proposito di giovani, il Dipartimento Prevenzione della Regione ha condotto un attento monitoraggio sulla circolazione del virus in età scolare dal nido all'ultimo anno delle scuole superiori. E quello che ne è emerso è che oltre l'83% dei casi di positività riguarda le fasce dai 18 anni in su. La scuola, spiega la dottoressa Russo, rappresenta una comunità ma non è l'unico ambiente dove può avvenire la trasmissione del virus e a dimostrarlo anche i dati relativi al periodo dal 7 gennaio ad oggi. Emerge che 1.378 ragazzi delle scuole superiori di secondo grado risultano positivi, istituti però che hanno ripreso le lezioni in presenza solo da questa settimana. Questi 1.300 non sono attribuibili alla scuola. Questi, contagi si sono verificati al di fuori della scuola. Alla luce di questi dati sono stati creati in Veneto dei progetti innovativi e unici nel loro genere che riguardano i più giovani, a partire dalle scuole sentinella che coinvolgeranno proprio gli istituti superiori. Che ci permetterà di capire nelle varie province, quindi sceglieremo degli istituti a campione in maniera randomizzata con un'adesione volontaria da parte della scuola e degli studenti e testeremo questi ragazzi praticamente una sezione per settimana in maniera tale da poter testare praticamente tutta la scuola periodicamente. L'obiettivo è di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica e la circolazione del virus in ambito scolastico. Altro progetto di monitoraggio invece per i ragazzi delle medie. Una classe per provincia, se i genitori saranno d'accordo faremo una sorta di sorveglianza con l'autosomministrazione del test, lo faranno attraverso un percorso di training e quindi di formazione in presenza di un operatore. Ma il Dipartimento Prevenzione ha deciso di uscire con il proprio monitoraggio dagli edifici scolastici e di valutare la trasmissibilità e la circolazione del Covid nei contesti di socializzazione con un progetto rivolto a ragazzi e giovani adulti con la somministrazione di test rapidi. Ci aiuta a capire se il virus è presente anche nella popolazione che si ritrova fuori dall'ambiente scolastico e quanto circola in questa fascia di età. Iniziamo a tirare un sospiro di sollievo, ma bisogna continuare ad avere la massima attenzione, a dirlo il direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza.
La situazione è molto buona, la curva è scesa in maniera drastica. Attualmente abbiamo una trentina di persone ricoverate al Covid Hospital di Jesolo in malattie infettive e 2 persone in terapia intensiva. Rispetto alle settimane scorse è veramente un miracolo. Anche il Veneto orientale ha visto una discesa repentina della curva, fenomeno difficile da spiegare scientificamente al momento, ma che sta permettendo di tirare un sospiro di sollievo, come ha detto il direttore generale dell'ULSS 4 Carlo Bramezza a margine dell'inaugurazione della Recovery Room nell'ospedale di Portogruaro. Lo stiamo tirando perché veramente il lavoro per fortuna è diminuito molto e quindi anche lo stress nei confronti del sistema sanitario. Però dobbiamo sempre essere molto attenti e sempre prudenti perché finché non ci sarà una vaccinazione di massa non possiamo stare tranquilli e quindi sempre massima attenzione. Fondamentale ora più che mai con la riapertura delle scuole, di bar e ristoranti il rispetto delle regole e l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Per questo qualche settimana fa l'ULSS 4 e Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale hanno dato il via alla campagna Conta su di me, volta a sensibilizzare i giovani e a proteggersi dal Covid-19 a partire proprio dall'utilizzo costante della mascherina. Questa mattina il commissario dell'ULSS 4 Carlo Bramezza e il presidente di Zignago Holding Stefano Marzotto hanno inaugurato la Recovery Room all'ospedale di Portogruaro. Cinque mesi fa l'avvio dei cantieri alla presenza del governatore Zaia. Oggi l'inaugurazione della Recovery Room all'ospedale di Portogruaro, divenuta realtà. È una stanza fatta per la sicurezza del paziente, una stanza dove il paziente può recuperare le proprie forze per poi ritornare in reparto, una stanza di una estrema gradevolezza anche ambientale, dove potersi risvegliare piano dall'anestesia e essere assistito con la massima sicurezza. La stanza è stata realizzata grazie alla donazione di 1 milione di euro da parte della famiglia Marzotto, che ha profonde radici nel portogruarese. L'imprenditore Stefano Marzotto ha anche seguito i lavori passo dopo passo. La presentazione è avvenuta in 2 sedi per garantire la sterilità degli ambienti del blocco operatorio e dell'annessa nuova area dove era presente il direttore Toffoletto e i chirurghi dell'ULSS 4. E non è mancato un videomessaggio del governatore. La stanza è dotata di ventilatori polmonari, monitor multiparametrici per la misurazione dei parametri vitali, cartella clinica informatizzata, strutture pensili fornite di prese di gas ed elettriche. Il Recovery Room è una situazione logistica che permette ai pazienti, quando entrano in sala operatoria, di essere identificati, di essere preparati per l'intervento e di passare direttamente all'interno della sala operatoria. Successivamente, quando il paziente esce dalla sala operatoria, si trova in un ambiente confortevole, assistito da personale altamente specializzato, dove percorre e trascorre le prime ore dopo l'intervento chirurgico, con 2 funzioni sostanzialmente. La prima, di garantire la sicurezza del paziente stesso, la seconda, di migliorare la performance del gruppo operatorio. Presenti anche rappresentanti del mondo politico locale, oltre al direttore dell'ULSS 4 Bramezza. Un periodo difficilissimo, però oggi ho visto tanti occhi luminosi ed è un buon segnale, il simbolo della rinascita, un piccolo ampliamento ma che segna effettivamente questo voler andare avanti. Il periodo di resilienza inizia e abbiamo un bel futuro davanti. Lunedì di passione il prossimo per lo sciopero dei 3.000 dipendenti di ACTV con la doppia manifestazione tra Mestre e Venezia dalle 10 alle 13. I lavoratori sostenuti dai sindacati chiedono il ritiro della disdetta dell'integrativo. Sentiamo. L'8 di febbraio a Venezia sarà sciopero dalle 10 alle 13. Lunedì di passione il prossimo con la doppia manifestazione tra Venezia e Mestre per lo sciopero proclamato dai dipendenti ACTV e Vela. A seguito dell'adesione della protesta per il rinnovo del contratto nazionale e anche per la disdetta dichiarata in maniera unilaterale dal gruppo VM, dove va a tagliare gli stipendi dal punto di vista economico del 35% e anche le normative afferenti all'organizzazione del lavoro. Per 3 ore, dalle 10 alle 13, potrebbero non esserci mezzi ACTV in circolazione, vale a dire né autobus, né tram, né vaporetti, con a rischio il ritorno a scuola.
I lavoratori hanno infatti annunciato un'adesione massiva allo sciopero, con in contemporanea il corteo dei capitani e marinai al Tronchetto a Venezia, nei pressi del deposito delle motozattere, e quello degli autisti che alla guida delle proprie auto formeranno il serpentone delle 4 ruote dal Pertini a San Giuliano per il rondò che terminerà al parcheggio di Porta Gialla a Mestre. Auspichiamo che le istituzioni, la Regione, il Comune, il Governo, ognuna per la loro parte, debbano fare in modo da assicurare e garantire un servizio adeguato alla cittadinanza di Venezia e della terraferma e anche salvaguardare al contempo l'occupazione e il salario dei lavoratori che hanno fatto la loro parte. Lo sciopero di lunedì aprirà di fatto la settimana clou per le trattative, con l'audizione in regione sul piano trasporti prevista per mercoledì e la convocazione in prefettura di giovedì prossimo. Nel 2020 il PIL veneto è sceso del meno 9,3% rispetto all'anno precedente, lo rileva il bollettino socio-economico del Veneto, sottolineando che i consumi delle famiglie dopo la timida dinamica del 2019 sono scesi dell'11,1%, crollo anche degli investimenti con un meno 9,1%. Quanto alle prospettive per il 2021, il PIL regionale dovrebbe segnare un più 5,6%, anche se saranno probabilmente necessari altri 2 anni per recuperare il livello registrato alla vigilia dello scoppio della pandemia. Il 68% delle imprese venete, segnala il bollettino, dichiara una riduzione del fatturato nei mesi giugno-ottobre 2020 tra il 10 e il 50%. L'export nei primi 9 mesi del 2020 è calato dell'11%. E cambiamo argomento. Draghi è la persona giusta per il Paese, lo pensa l'imprenditore originario del porto gruarese Stefano Marzotto, che fa un'analisi economica del Paese. Non potevamo chiedere di meglio, credo che sia una persona super preparata, super stimata in tutto il mondo, in tutta Europa ma anche in Italia, e penso che i nostri politici possono riporre in lui grande fiducia e quindi riuscire a trasformare l'Italia per le prossime generazioni. Mario Draghi è la figura di cui il Paese ha bisogno in questo momento, lo pensa l'imprenditore originario del porto gruarese Stefano Marzotto, che con una donazione di €1 milione ha reso possibile la realizzazione di una stanza post-operatoria nell'ospedale di Portogruaro. Dobbiamo avere uomini che hanno voglia di fare, ritorniamo a quel discorso, e soprattutto Mario Draghi dalla vita ha avuto tutto. Credo che questa nuova avventura lo faccia proprio non perché ne ha bisogno, ma lo faccia per il nostro Paese. Secondo Marzotto, trovarsi alla guida del Paese in questo momento così delicato non è un compito facile e Draghi, proprio per la sua esperienza in campo economico, dice può essere la persona giusta. Dobbiamo vedere in questo, l'indebitamento che ha l'Italia è del 160% del PIL, ci rendiamo conto che è una follia e quindi dobbiamo pensare veramente a questa possibilità di avere tutti questi denari, perché 220 miliardi non sono pochi, se spesi bene saranno il motore per le prossime generazioni e quindi proprio per i prossimi posti di lavoro. Ed ora una notizia che arriva da San Donà di Piave. Nella mattinata era stato trovato un ordigno bellico da parte della ditta specializzata che sta eseguendo la bonifica nel cantiere di Corso Silvio Trentin, e proprio in questi minuti il sindaco di San Donà, Andrea Ceresera, ha postato sul suo Facebook che si è conclusa con successo la rimozione dell'ordigno bellico, appunto la granata della Prima Guerra Mondiale, rivenuto in questo cantiere. Dice: grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, della prefettura e militari dell'8° reggimento guastatori paracadutisti Folgore di Legnago, con il supporto prezioso della polizia locale e dei volontari di protezione civile, in poche ore, dice il sindaco, siamo passati dal rinvenimento del problema alla soluzione. E continuiamo con la cronaca. L'inchiesta sull'incidente navale della MSC Opera, la Giudecca, del 2019 a Venezia si è conclusa con 5 patteggiamenti. Si è conclusa con 5 patteggiamenti da parte del comandante e altri 4 membri dell'equipaggio, pene comprese tra i 2 e i 5 mesi, l'inchiesta sull'incidente della MSC Opera.
che il 2 giugno 2019 si schiantò nel canale della Giudecca a Venezia contro un battello fluviale, provocando alcuni feriti lievi. La causa dello sbandamento della nave da crociera, avevano accertato i consulenti della procura, era stato un guasto ai motori che nessuno però in plancia riuscì a gestire. Il totale delle pene per i 5 accusati non supera i 2 anni e 2 settimane, tutte da convertire in pene pecuniarie. E la Guardia di Finanza di Venezia ha effettuato un sequestro per €500.000 tra disponibilità finanziarie, immobili e terreni per compravendite false nei confronti di 2 società operanti nel settore immobiliare. Maxi sequestri di beni per oltre €500.000 a Caorle da parte della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione del Tribunale di Pordenone. Il provvedimento nei confronti dei rappresentanti legali di 2 società operanti nel settore edilizio, responsabili dei reati di omessa dichiarazione dei redditi e di utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti. Il sequestro ha interessato 9 immobili, 2 ettari di terreno e 4 conti correnti nella disponibilità degli indagati. È stato tramite gli accertamenti bancari che i finanzieri hanno potuto accertare l'assenza di movimentazioni di somme riconducibili ad una compravendita di fatto inesistente, ma dichiarata tramite una falsa fattura per un immobile in Friuli Venezia Giulia, formalmente perfezionata al prezzo di €700.000 tra le 2 società del settore edile con sede in provincia di Venezia e di Verona. Continuiamo ora con la cronaca, con un altro caso di stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Ora non potrà più avvicinarsi a lei. Tra i due una relazione di breve durata, poi la rottura con la fine decisiva della storia. Da questo momento in poi lui, un 22enne di origini turche di Spinea, si era trasformato in un autentico stalker. La ragazza viveva oramai da tempo in un profondo stato di panico e di soggezione. Alle minacce e agli insulti, anche davanti ai suoi familiari, erano seguite pure le aggressioni. Le aveva anche stretto le mani al collo per tirarla per i capelli allo scopo di trascinarla via con lui. La seguiva fino al lavoro e anche a casa, persino in piena notte. Le aggressioni erano diventate oramai purtroppo quasi una orribile abitudine. Al culmine dell'ennesimo episodio, finalmente, lei ha deciso di sporgere denuncia nella caserma dei Carabinieri, avvenuta a fine gennaio. Nel pomeriggio delle scorse ore il divieto di avvicinamento a carico del turco nei confronti dell'ex fidanzata. Perde il controllo dell'auto e finisce la corsa nel giardino di un privato dopo aver abbattuto un palo dell'Enel e un contatore di gas metano. L'incidente ieri sera a Santa Maria di Sala. Incidente in via Gorgo a Santa Maria di Sala per la fuoriuscita autonoma di un'auto finita in un giardino privato dopo aver abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica e un contatore del gas metano, con il conducente rimasto ferito. Il fatto nella serata di giovedì scorso dopo le 20, intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da Mira e da Mirano con i volontari e da Mestre con l'autogru, hanno tamponato la fuga di gas e messo in sicurezza l'utilitaria ed estratto il conducente rimasto incastrato nell'auto. Presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in pronto soccorso, sul posto i carabinieri per i rilievi dell'incidente e i tecnici della rete metano per il ripristino della fornitura del gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. La mongolfiera della regione, sulla quale spicca l'emblema turistico del Veneto, è stato presentato in anteprima in mattinata al Lido. Da domenica sarà cortina per i mondiali di sci e successivamente approderà in tutte le principali turistiche internazionali per fare pubblicità al Veneto e alle sue innumerevoli opportunità dal mare alla montagna. Spicca il volo dalle lagune e dal mare di Venezia prima di raggiungere le piste di Cortina d'Ampezzo, dove tra poche ore si apriranno i campionati mondiali di sci. Il marchio turistico veneto The Land of Venice attraverserà così i cieli per un'operazione di grande valore comunicativo e simbolico: promuovere la regione nella sua interezza. Ecco perché in mattinata la grande mongolfiera è stata presentata al Lido dagli assessori al turismo Canel regionale e Venturini comunale, alla presenza anche dell'assessore Zuin e del presidente della municipalità Guberti.
Dobbiamo comunicare a livello internazionale che dietro a Venezia c'è un territorio da scoprire. Questa è la volontà della Regione Veneto e con questa mongolfiera noi andiamo a brandizzare e a promuovere tutto il territorio regionale. Si parte con i mondiali a porte chiuse. Sì, purtroppo i mondiali sono a porte chiuse, però sarà un evento mediatico internazionale molto importante perché sono tante le TV collegate, i media collegati in genere e quindi ci darà la possibilità di promuovere non solo Cortina e le Dolomiti, ma ripeto tutto il Veneto perché noi saremo presenti anche in sede con Casa Veneto. Ecco una proposta concreta per far ripartire al più presto tutto il grande comparto turistico. Noi abbiamo chiesto alla Commissione Turismo a Roma che intervenga presso il Ministero per dare una priorità alla categoria dei dipendenti, di coloro che lavorano all'interno del mondo turistico, proprio perché vogliamo lanciare un messaggio internazionale del Veneto Covid free. L'assessore Venturini ha ribadito la grande sintonia tra Comune e Regione e il significato dell'iniziativa promozionale. Significa ribadire il legame tra Venezia e la terra del Veneto e quindi l'importanza di partire da queste terre per rilanciare l'intero sistema paese e significa anche un sentimento di risollevarsi, rialzarsi, essere un po' più leggeri, essere pronti quindi a intercettare la nuova fase di ripartenza che ci aspetta nei prossimi mesi. Già col Carnevale iniziamo a muovere le prime cose per poi iniziare da marzo un anno intero di eventi legati ai 1600 anni che vedranno poi il culmine nel Salone Nautico, nel Redentore, nella festa della Sensa, nelle grandi celebrazioni. Senza carnevale e senza turisti, quasi tutti gli hotel in città sono ancora chiusi. Facciamo il punto con gli operatori del settore per le prospettive del 2021. Nelle località balneari del nostro litorale, se sarà confermato il calo dei contagi di queste settimane, il vero obiettivo è quello di riaprire da Pasqua. Carnevale solo virtuale, Venezia città vuota senza turisti e di conseguenza hotel ancora chiusi. Al Lido di Venezia, come in altre località del nostro litorale veneto, si guarda già verso la Pasqua per programmare una graduale riapertura del comparto turistico e la ripartenza della stagione 2021. È iniziato dal punto di vista del calendario il 2021, non è iniziato per noi operatori turistici del settore. Ma cosa sono i segnali? I segnali sono quelli di una grande trepidazione, una grande voglia di voler tornare, per così dire, a vivere, una grande voglia di voler tornare a visitare le città d'arte. Da operatore del settore ho un momento di orgoglio in cui dico che forse non possiamo perdere Pasqua. No? Pasqua è un momento importante, Pasqua è un momento di incontro. In un momento difficile, dice Russo, aiuti diretti del governo non ci sono stati. Aiuti diretti del governo non ci sono stati, se non dal punto di vista di cercare, ma questo proprio perché è indicato alle banche, al settore bancario, di cercare di fermare e ammortizzare quelli che erano i costi dovuti a finanziamenti avuti. La voglia di ripartire è altissima. Da noi non abbiamo licenziato nessuno. Per quanto ci riguarda abbiamo conservato il posto a tutti e prestissimo non vedo l'ora di abbracciare tutti i miei dipendenti per farli ripartire con tutto l'entusiasmo e la gioia di condividere la fine di una pandemia che ha distrutto il mondo, non solo il settore turistico. Il Covid ha costretto ad annullare tutte le manifestazioni in presenza previste quest'anno. La società Vela spiega come sarà questa edizione digitale con eventi in streaming e soprattutto una rampa di lancio verso l'edizione 2022. Nessun evento in presenza, come la nostra emittente aveva già annunciato più di un mese fa a causa del Covid, ma un'edizione tutta digitale, con tanti appuntamenti via streaming a cui chiunque potrà collegarsi e quindi partecipare. Il virus ha tolto le maschere e la gente tra carri e campielli, ma non è riuscito a spegnere il grande fascino del Carnevale di Venezia nel mondo. Fabrizio Doria, direttore degli eventi di Vela, la società che organizza la Kermesse su mandato del Comune, spiega come sarà questa edizione tutta digitale.
Quest'anno noi facciamo un'edizione di transizione, un'edizione in cui manteniamo una tensione comunicativa attraverso tante attività streaming. Stiamo girando 40 pillole del Carnevale in cui lo racconteremo e ogni giorno faremo 8 puntate streaming per raccontarlo. Il tutto per arrivare al lanciare il 16 marzo, giorno martedì grasso, la prossima edizione che sarà dal 12 febbraio al 1 marzo 2022 e quindi sarà in un anno in cui sarà tutto caratterizzato dai 1600 anni di Venezia. C'è stato un momento in cui speravate di fare qualche cosa del Carnevale in presenza già quest'anno? Sì, noi abbiamo seguito nella costruzione della manifestazione l'andamento della pandemia, speravamo in una riapertura dei teatri e dei musei per poter fare degli eventi dentro queste location. L'obiettivo è sempre quello della ripartenza. Anche l'anno scorso il Carnevale era stato proprio il momento della ripartenza del turismo a Venezia dopo l'acqua alta del novembre 2019. Anche il numero 1 di Vera, Piero Rosa Salva, guarda con fiducia al prossimo futuro. Ci manca il calore della gente, ci manca non solo il turismo ma anche la partecipazione dei cittadini e manterremo comunque la fiammella molto accesa, pronti per ripartire ovviamente poi con un grande anno che è quello dei 1600 anni della fondazione della città. E adesso a Rio San Martino di Scorzè, paese in festa per i 100 anni di Antonia Gomiero, lo striscione dei nipoti fuori casa sta già spopolando tra la comunità. Auguri zia Antonia, recita lo striscione, nata il 5 febbraio 1921, Antonia ha 6 figli e tantissimi nipoti, lucida e ancora molto attiva. Antonia ha da sempre svolto la mansione di casalinga, questi i suoi segreti per tagliare il secolo di età. Dunque auguri anche da parte di tutta la nostra redazione. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, nel weekend una perturbazione transiterà sull'Italia e dunque il tempo peggiorerà gradualmente anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 6 febbraio. Sul Veneto avremo una giornata piuttosto uggiosa con cielo in prevalenza coperto e nebbioso, specie in pianura ma anche sulle vallate alpine e prealpine. In alcune zone le foschie saranno anche fitte e persistenti. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione. Temperature stazionarie, dunque tutto sommato miti, minime tra 4 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo molte nubi con cielo grigio, qualche schiarita sui rilievi, entro sera precipitazioni su tutti i settori. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo coperto, foschie sui settori meridionali, possibili schiarite invece sulle Alpi di confine, anche qui peggiorerà con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime invece sugli 11. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.